4 generazioni. Perché è così bello essere qua tutti insieme oggi? È la festa della vita. Bisnonna, nonna, mamme e nipotine si intrecciano le storie delle donne e delle famiglie nell'allegro serpentone della Treviso Rosa. C'è il gruppo famiglia, ma ce ne sono altri 130 di amiche, colleghe, compagne di sport. C'è il gruppo delle donne della Polizia di Stato, in testa la questora Manuela De Bernardin. Le donne sono per le donne, innanzitutto il primo fronte di difesa siamo noi e quindi siamo qui per essere insieme con questa marea rosa. E non solo di prevenzione della salute si parla oggi. La corsa diventa l'occasione per lanciare un messaggio contro la violenza nei confronti delle donne. Noi cerchiamo di divulgare e sensibilizzare la conoscenza degli strumenti che ci sono per difendersi, sono tanti. Le leggi ormai offrono una varietà di strumenti che le donne devono conoscere per attivarli tempestivamente quando hanno dei problemi. Tra i tanti gruppi anche quello delle donne di Antenna 3. È importante perché spesso parliamo noi di prevenzione ed è giusto essere qui per ribadire questo concetto, insegnarlo anche alle nostre figlie, alle ragazze più giovani l'importanza di fare prevenzione e di dire anche alle proprie amiche di fare prevenzione. Io l'ho vissuto poi da vicino con la mia mamma e quindi mi sento ancora più coinvolta per questa iniziativa. È bello vedere questo fiume di donne oggi tutte insieme. Gettonatissimo anche quest'anno il selfie con il primo cittadino che si gode la città in questa inedita versione. Bellissimo, e credo che sia anche ciò di cui la nostra comunità ha bisogno, di fare comunità, di divertirsi, di stare insieme, di sorridere, e anche oggi le donne ci stanno insegnando questo. Balli, canti e alla fine il coro è unanime. È importante per tutte le donne, sia per la prevenzione, come insegna la LILT, ma anche per ricordare la lotta contro la violenza per le donne. Quindi noi siamo qui per le donne.